Per la prima volta la tradizionale liturgia penitenziale delle Giornate Mondiali della Gioventù si è celebrata in un carcere. L'abbraccio del Papa ai giovani detenuti nel penitenziario minorile di Pacora si è aperto tra un intreccio di sguardi. Lo sguardo paterno ed affettuoso di Francesco si è incrociato con quelli emozionati dei giovani privati della libertà, ma non della speranza. Al grigio cupo del carcere e alle ombre che si allungano dal passato si è sovrapposta una nuova luce, quella della riconciliazione. Tutto il Vangelo, ha sottolineato Francesco nell'omelia, è segnato dallo sguardo che nasce dal cuore di Dio. Dio non abbandona mai, è quello del Signore, ha spiegato il Papa, è un amore che si fa carico della complessità della vita e di ogni situazione. Francesco ha sottolineato infine che alla mormorazione e alla condanna bisogna contrapporre le vie dell'inclusione e dell'integrazione. Una società si inferma. Una società si ammala quando non è capace di far festa per la trasformazione dei suoi figli. Una comunità si ammala quando vive della mormorazione che schiaccia e condanna senza sensibilità. Una società è feconda quando sa generare dinamiche capaci di includere e di integrare, di farsi carico e lottare per creare opportunità e alternative che diano nuove possibilità ai suoi figli. Quando si occupa di creare futuro con comunità, educazione e lavoro. E trabajo.